Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Officina Mediterranea. In realtà doveva partire uno stacchetto che non è partito, non ho capito perché, vabbè, piccoli problemi tecnici. Buonasera a tutti coloro che sono collegati con noi, che sono collegati sia su YouTube che su Facebook. Questa è la nostra piattaforma di Officina Mediterranea e questo è il format dedicato alle poesie. La poesia è musica, la musica è poesia. È la 52esima puntata e parliamo dei protagonisti del Festival di Matera, della sezione Poesie Inedite, tema libero per la precisione. Allora io intanto comincio a salutare la mia compagna di viaggio, Roberta Alberti, la nostra poetessa. Benvenuta Roberta, bentornata. Grazie, buonasera a tutti. Benissimo, e in collegamento ovviamente dalla Basilicata, invece dalla Calabria in collegamento con noi la nostra, ormai la conoscete già, la nostra è una presenza anche fissa di Officina Mediterranea, la nostra Graziella Segreti. Ciao Graziella, benvenuta, bentornata. Salve a tutte e a tutti. Poi vado in ordine cronologico, così come abbiamo fatto con il Festival di Matera. La Graziella è stata la prima classificata, quindi il primo premio della sezione. Invece, come in terza posizione, si è classificata Daniela Ippolito, un'altra lucana, quindi benvenuta anche a te. Buonasera a tutti, ben ritrovati. E c'è sempre il microfono spento, ecco, adesso l'ho sentito, perfetto. E salutiamo anche dal Lazio, quindi ci ha raggiunto Angela Di Paola, che è una delle finaliste. Ciao Angela, benvenuta anche a te. Buonasera, grazie, bentrovati. Perfetto. Buonasera. Prima di lasciarvi io vi ricordo i nostri due concorsi in essere, quindi parto subito con il primo, con le prime due tappe che sono Lago Pesole e Melfi. Lago Pesole tratta i temi sociali, quindi tutti i temi sociali, sport e inclusione, quindi si va dalla poesia ai racconti, alla narrativa, fumetto, illustrazioni, pittura, fotografia, scultura, artigianato artistico, teatro inteso come monologhi e performance di gruppo. Il tema, quindi si chiama proprio Sotto lo stesso cielo, è un filo conduttore anche con Melfi, poi vi spieghiamo perché. Per quanto riguarda Lago Pesole, ma anche per Melfi, la scadenza per l'invio opera è il 31 maggio 2026, la premiazione per Lago Pesole è l'11 luglio presso la sala del Teatro Pasolini a Lago Pesole, mentre la premiazione per il concorso di Melfi è il 12 luglio presso la sala degli stemmi del Palazzo Vescovile di Melfi. Melfi racconta un altro tema praticamente sempre sull'inclusione, perché Lago Pesole e Melfi sono collegati dalla storia di Federico II, no? Ci sono i due castelli, una a Lago Pesole e una a Melfi. Su Melfi però abbiamo insistito con l'inclusione sotto il tema storico, quindi proprio con la figura storica di Federico II, la sua visione, la sua modernità, e quindi tutte le poesie narrative, come abbiamo visto nella prima sezione di Lago Pesole, si ribaltano in quella di Melfi, ma tutto sotto il profilo storico. Un'altra tappa importante è quella del Festival di Foggia, che non scade più, come abbiamo detto dovrebbe scadere domani, non scade più domani, ma il Festival di Foggia è stato rinviato a ottobre, per cui il concorso prosegue fino a fine settembre, inizio, fino alla premiazione a novembre. Il festival è tutto il mese di ottobre, la premiazione la facciamo a novembre, mentre le opere arrivano fino a settembre. Il tema di Foggia è l'aberrazione dell'intelligenza artificiale, parliamo di scienza, ma anche di fantascienza e fantasy, quindi abbiamo tutte le materie letterarie, artistiche, visive che abbiamo visto fino a poco fa, che abbiamo visto anche per Melfi e per Lago Pesole, ma vengono ribaltate sotto questo profilo con questa tematica particolare. Detto questo, io vi lascio direttamente alla vostra diretta e alle vostre poesie, alle vostre interpretazioni, non prima però di aver mandato la sigla. Sei nata senza nome e non riesci a sentire. Quando ti chiamo vieni per ti far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola, e abbracci still in sola.
scorrere in cuore quando non riesci a dormire. Ninna nanna, ninna na, ninna nanna, resto io ma cado scorrere in cuore. Allora, saluto tutti, ringrazio Donato perché ha salutato già gli ospiti presenti. Li ricordo, Graziella Segreti, prima classificata, con la poesia I petali di un fiore, Daniela Ippoliti, terza classificata, con la poesia 2024, e Angela Di Paola, finalista con la poesia Amore Sacro. Nella sezione di poesie inedite a tema Natale, La magia del Natale, premiati il 19 e 20 dicembre a Matera 2025. Ringrazio anche per la collaborazione gli attori dell'Associazione Culturale Accademia della Fantasia, della figura di tutti di Rino Soria e Nunzia Venuso, che hanno letto, quindi interpretato i vostri testi. Prima di iniziare facciamo un giro di presentazione, diciamo. Faccio una domanda unica a tutte e tre. Com'è stato per voi partecipare al Festival in Libertà, cioè senza un tema specifico? E come avete reagito quando avete saputo di aver vinto? Iniziamo con Graziella. Concise, così poi ci addentriamo nella puntata. Graziella, ci senti? Graziella? Graziella? Sento fruscio. Non so Forse se mi Graziella. sentite, Non bene, perché io no. non vi sento. Non ci senti proprio? Non vi sento. Donato il regista, oppure Non sento. non senti le domande? Non sento. Allora, sì, allora, Graziella, non ci senti proprio. Secondo me bisogna, adesso prova a contattarla telefonicamente, vediamo se si riesce a collegare telefonicamente. Magari prosegui, vai Allora, avanti Roberto, recuperiamo. Certo, allora Daniela, la domanda era per tutti uguale, quindi come scrivere in libertà, quindi senza seguire un tema specifico, e quando hai saputo della vincita, cosa hai provato? Allora, io in realtà non ho saputo della vincita, ma solo della finale, perché in quel momento ero uscita un attimo fuori dalla sala. Quindi non ho potuto godere appieno della sorpresa, anche perché in tutta onestà non pensavo di finire su un podio, perché anche partecipare per me è stato stranissimo, ma non per qualche strano motivo, semplicemente perché ho mandato le poesie per assecondare mio marito, che mi diceva: ah, ma tu scrivi bene, devi partecipare. Quindi alla fine sono andata più, come dire, da fruitrice che da possibile premiata. Infatti poi quando c'è stata la vera e propria premiazione è stato bellissimo, ma anche molto imbarazzante, perché sono stata colta veramente di sorpresa. È stata veramente una sorpresa di Natale, ecco. Sì, sembrava quasi un film di Checco Zalone con la finta timidezza, però era timidezza vera, perché non mi ero preparata psicologicamente. Era ancora più bello. Vivere quella sorpresa è ancora più naturale, diciamo, rispetto a chi lo sa, chi raggiunge il luogo preparato, diciamo, no? Angela, tu invece ti vedo del tu, sì? Ma certo. Certo, fa molto piacere. E io ho partecipato molto volentieri, di solito, insomma, quando ho qualcosa di pronto da condividere, partecipo sempre volentieri, proprio perché mi piace donare, condividere.
al di là insomma del premio, mi piace che le poesie vengano lette, insomma, che i sentimenti insomma arrivino ad altre persone. Bel, bel E gesto, diciamo. sì, è un donare, insomma, è qualcosa, secondo me chi ha questo dono della scrittura ha la responsabilità di condividere. È giusto. E quindi hai E- mandato dei testi a tema libero. sì, Come li avevi già scritti prima oppure, sì, diciamo, li li avevo avevi pronti, già sì, e quindi li hai inviati? E la sì. notizia della vincita di Eh, essere... io al contrario di Daniela, cioè controllavo insomma con molta suspense, diciamo. Avidità. Sì, un'ansia positiva perché proprio la poesia che è stata premiata era, ci tenevo in maniera particolare perché insomma è dedicata a mamma e quindi sono rimasta veramente felice che sia stata scelta tra tutte quelle che ho inviato. Scusate, Ed non è... so se mi sentite adesso, forse Sì, sono sì, sì. riuscita a ritornare. Mm. Scusate, ma non vi sentivo. Angela, Mi avete concludi? sentito? Sì, 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 sì. Sì, no, Quindi dicevo che per Daniela, la collega appunto di penna, è stata una bellissima sorpresa. Io invece me l'aspettavo, cioè ci tenevo proprio perché diciamo un cavallo di battaglia, una poesia su cui veramente avevo speso tutto il cuore e le energie. bellissimo. Allora ascoltiamo adesso Graziella. Hai Sì, sentito, ascoltato la domanda o ti... no, No. purtroppo c'è Allora, noi stato... facciamo questo primo giro per conoscerci, diciamo, e ho Sì, fatto più o meno la stessa domanda delle altre sì. colleghe. Com'è stato partecipare a questo festival inviando un testo, diciamo, libero, senza schemi, senza una traccia? E come hai vissuto la vincita? Non me l'aspettavo, è stato molto emozionante e poi tenevo anche io, come ha detto Angela, particolarmente al testo che ha vinto perché anche per me era un testo dedicato ad una persona fondamentale della mia vita che è mio figlio e quindi è una poesia che è nata veramente dal cuore, è stata scritta con il cuore e quindi non sapendolo e non aspettandomelo è stata un'emozione sicuramente doppia. Grazie. Allora adesso facciamo il primo giro, iniziando sempre dalla prima classificata. Quindi Graziella, i Sì. petali di un fiore, giusto il testo, e viene interpretato, è stato interpretato da Nunzia Venuto. Ascoltiamolo. Adesso ha un volto l'anima mia. Adesso i petali di un fiore. Adesso ha un volto l'anima mia. Guardo i suoi occhi che sono i tuoi. Stringo forte le mani del mio futuro, della speranza che alberga in me. Sfioro i tratti con un dito. Amore, amore, amore infinito, essenza mia. Luce che sovrasti ogni tenebra dell'anima. Meta e percorso del mio cammino. Tu senti ogni mattina. Arrivi a me da fonti infinite, dalla ricerca inquieta di una luce accesa, dal dolce tintinnio di frasi innamorate, dalla pagina di un libro su cui dormì il sole, dalla forza. Amore, figlio dell'amore, aggrappati alla bellezza di saper guardare il mondo, al coraggio delle idee, alla forza di un pensiero onesto, di cui sappi impregnare la libera coscienza di ogni gesto. Sorridi a chi sorride, ma anche ai poveri di cuore, perché più forte di ogni forza è la forza dell'amore. Dove poi mi troverai quando un giorno sarò vento,
Sarò passo che accompagna le tue orme solitarie. Sarò forme, le più varie. Sarò quello che non c'è, ma che tu saprai vedere, perché tutto è soltanto una macchia di colori, se nel verde non sai scorgere i petali di un fiore. Ringraziamo la bravissima Nunzia per questa declamazione. Volevo chiederti, il testo parla di questo amore, di questo figlio, però un fiore ha tanti petali. Oltre a dedicare questi versi a tuo figlio, oggi a chi li dedicheresti? Ma io li dedico a tutti coloro che non riescono a vedere la luce, perché la luce sta a volte negli occhi di chi guarda. La poesia si conclude dicendo: tutto è soltanto una macchia di colore se nel verde non sai cogliere i petali di un fiore, cioè in ogni momento della vita, anche in ogni difficoltà, è come ci poniamo di fronte alla vita, la chiave di tutto. A volte riusciamo a vedere cose che ci sembra non esistano, c'è una via d'uscita, per esempio, soltanto se riusciamo ad aprirci, a trovare dentro di noi gli strumenti attraverso cui relazionarci con l'esterno. Quindi la chiave della vita è come riusciamo a vedere le cose, non aspettando che le cose diventino come noi le vogliamo. Ecco, questo è il messaggio. È uno sforzo interiore e secondo me questa è la ricetta non della felicità, ma del vivere pienamente la vita, ecco, più che della felicità. Un bellissimo messaggio, perché appunto è come ci si pone verso gli altri, non come gli altri, diciamo, vedono noi. Questo è, diciamo, è anche la quiete, la felicità, la speranza di un vivere quotidiano sereno. Ecco. L'apprezzare anche le cose che abbiamo, perché molte volte diamo per scontato alcune cose che quando perdiamo sappiamo che hanno un valore enorme, e quindi riuscire a vedere il valore delle cose quando le si ha, secondo me è fondamentale. Infatti quello che ci spinge a fare tutto questo è il motore dell'amore. Ecco perché io dico in questa poesia che la forza, non c'è più forza più grande della forza dell'amore. Quindi questo è il messaggio che io vorrei lasciare a mio figlio, perché io penso che ai figli, più che lasciarci problemi risolti, ecco la soluzione dei problemi, bisogna insegnargli a risolverli da soli, facendo leva su se stessi e sulle proprie capacità. Facendoli crescere e responsabilità. Esatto. Allora adesso ascoltiamo i versi di Daniela. 2024 è il titolo della poesia e viene recitata da Rino Soria. Ascoltiamo. 2024. Brutalità di un'ansia generica, sillogica quiete del vivere a tratti, è mesta l'alba del cuore assonnato, convulsione arrotondata per eccesso, il chiacchiericcio del paese cittadino, riserva edificante di sedimentata noia, un debito, un culo tonico, un labbro gonfio, lo strale indegno di uno straccio sporco, impudica volgarità di un effluvio artificiale, vanillina e latte marcio, pastorizzato male. E ricordo la lacrima d'ambra, la sfacciata ingenuità della tuberosa, l'onirica leggiadria della zagara, il gelsomino e il dattero di miele, la boccetta del naso suicida, il rumore del tir che l'ha schiacciata, mentre la rosa nera sublima nel cielo francese. Ma qui non è la Francia,
Non è la Lucania, non è la Puglia. Qui è la sospensione dell'essere altro, la terra nullius del beige e del bianco, la storia bloccata di cemento e pane, l'acqua che stagna nei secoli, paventando una tempesta che non è. Bravissimo, come sempre. Carissima Daniela, mi ha colpito sinceramente il titolo, dedicare una poesia ad un anno, diciamo, intitolata con dei numeri. Ascolta, nasce prima la poesia o il titolo o viceversa? E questi versi raccontano la storia di un anno intero. Ma fondamentalmente la scelta di dare un anno come titolo è stata per la volontà precisa di fissare quell'anno, le sensazioni di quell'anno, perché il motivo principale per il quale scrivo è proprio quello di fissare le cose per mettere ordine, perché nel caos c'è bisogno di ordine, e quindi cosa dà più il senso dell'ordine se non una data, qualcosa di apparentemente lapidario? Giusto, sì, condivido questo aspetto. Quindi è nata prima la poesia e poi Insieme. sì, insieme. È un gioco bellissimo allora. E racconta quest'anno particolare della tua vita. Ma in realtà racconta un anno che può essere qualsiasi anno, perché vivo in un luogo che ha ereditato un passato estremamente forte, ma come tutti i luoghi che hanno ereditato un passato, sembra quasi stagnare in un eterno che non lascia scampo, in cui comunque la modernità si mescola, è vero, al passato, però questa modernità è uguale a 100 miliardi di passati, secondo me. E lì diventa difficile orientarsi, perché magari si ha voglia, che ne so, di progresso, anche di semplice apertura mentale. Invece a volte noto che quello che si scambia per modernità è semplicemente anacronistico, quindi che ne so, l'uso di un profumo artificiale che non dice nulla, o anche questa estetica esasperata. Quindi la mia poesia a volte... Vai, tranquilla. E quindi è questo, ma quello che può sembrare crudele in realtà è semplicissima ironia. Sì, sottile ironia, ma anche vera. Ecco, nel frattempo è arrivato mio figlio. Perché in realtà tutta questa poesia è nata perché mi colpì profondamente la storia di un profumo francese prodotto in realtà da una ditta giapponese, che aveva una storia talmente tragica perché il suo creatore finì suicida e quindi la ditta distrusse tutte le boccette con un tir. Mi colpì la verità di questo profumo in contrasto ai profumi che sento in giro, che sono fatti praticamente di nulla, tutti a base di vanillina, latte, e la cosa mi fece innervosire. Semplicemente. Particolare comunque. Adesso ascoltiamo la poesia di Angela, Amore sacro, interpretato da Marina Gregorio. Pallida la morte, perché può soltanto impallidire al cospetto del nostro sacro amore. Fredda la morte, perché può soltanto raggelare dinanzi alla potenza del fuoco sacro del cuore. Può togliermi il tuo abbraccio, caldo, morbido, unico, ma stolta nulla può a due cuori che sono stati abbracciati per 9 mesi, in una sola vita, in un'unica anima, sigillo d'eterno amore. Mi ha spezzato il respiro, il battito, e ancora una volta non ha ucciso. Ha tremato lei per il mio sorriso, perché ora, mamma, accanto al mio vive anche il tuo cuore. Siamo tornate in un'unica vita di 2 anime intrecciate, abbracciate nell'arcano sigillo che genera il sacro amore. Bravissima, bellissima interpretazione.
Carissima Angela, in questo momento storico dove c'è, diciamo, violenza anche tra generazioni, tra mamma e figlio e mamma, cioè ci sono delle incomprensioni, esiste ancora il sacro sigillo che tu racconti nella poesia? Domanda difficile. Per me sì, cioè, non dobbiamo farci comunque prevaricare dai fatti di cronaca che comunque sono una parte della realtà, ma non sono l'intera realtà. Perché, come diceva la collega Graziella, queste macchie, non dobbiamo dimenticarci che il bene c'è, il bene è sempre più forte di tutto il resto, e andare verso il positivo, pensare positivo. Secondo me, sì, purtroppo ci sono delle cose che ci fanno veramente domandare, ma l'umanità dove sta andando? C'è ancora l'umanità? Purtroppo sì, però appunto non dobbiamo farci vincere da quanto si sente nei telegiornali, insomma. Quindi è un testo, diciamo, un inno alla speranza. Sì, anche perché ovviamente io parlo sacro, è associato ad amore, e quindi sono da credente, quindi c'è un significato oltre che umano, divino della poesia. Il gillo di madre e figlia è il Signore stesso, che per me è qualcosa che Dio crea, quindi assolutamente indissolubile e di assoluta fede e speranza. Bellissimo. Allora, le nostre ospiti, oltre a presentare l'opera con la quale hanno vinto, ci hanno inviato altre poesie che leggeranno. Iniziamo sempre da Graziella, Segreti, un angolo di immenso, e poi ti faccio la domanda. Graziella, mi senti? Sì, sì, ti sento. A te, leggi. Ok. Allora, un angolo d'immenso. A volte il cielo sorride e nelle tasche rumoreggia un po' di sole. Ai vetri picchiettano urla ignare della vita, che della vita sono il senso e l'odore. La bellezza di un istante si affaccia al davanzale dei pensieri e ad un tratto non è più ieri. I ricordi te li senti in ogni angolo di pelle, nella ruga che scavalca il tuo volto quasi estraneo, e il profumo di una voce ormai silente ti riapre al mondo, ti riscorre ogni secondo, la tua vita, la tua gente, i tuoi attimi perduti sparsi a terra come cocci, e all'incrocio del domani il tuo ieri ha un nuovo senso, è materia tra le mani ed è un angolo d'immenso. Molto profonda e bella. Ho letto nella tua biografia che tu ti rifugi nella poesia. Per te la poesia è un rifugio, quindi possiamo considerarlo come il titolo della lirica, no? Un angolo immenso. Come vivi questo angolo? Sì, questo angolo lo vivo, lo esploro più che altro, nel senso che ogni volta ci trovo qualcosa di nuovo. E questo è bello perché questo è quello che ci tiene in vita. Esploro quell'angolo che è una parte di me ed ascolto cosa mi dice quell'angolo. Io dico sempre, l'ho detto anche in una mia poesia, che il poeta è colui che ascolta più che colui che parla, cioè colui che sa ascoltare gli stimoli, gli input che gli vengono non solo dall'esterno, ma dal proprio animo. Ecco, la capacità dell'ascolto, dell'interpretazione delle proprie sensazioni che all'inizio si presentano sempre sotto forma di istinto. A volte proviamo qualcosa che non sappiamo decifrare. Ecco, in quel momento dobbiamo avere la capacità di ascoltare, di ascoltarci, di comprendere. Allora,
quando riesco a fare questo, la poesia mi parla, e quindi io non faccio altro che scrivere ciò che mi dice. È bello, la capacità di relazionare poi attraverso i versi quel sentimento è qualcosa di denso, particolare, diciamo. Sì, ed è la capacità di relazionarsi col proprio interno e col proprio esterno. Infatti la mia poesia, diciamo, a volte è una poesia molto interiore, altre volte è una poesia anche sociale, nel senso che spesso gli input dall'esterno ti spingono a scrivere qualcosa che poi diventa uno strumento per conoscere anche delle parti di te. Ecco, c'è sempre questa continua comunicazione tra il mondo interiore e quello che ci circonda, sempre. E quindi il poeta traghetta continuamente tra l'esterno e l'interno, porta fuori ciò che ha dentro ed elabora ciò che è fuori e interiorizza. Ecco, questo... E cerca di trovare un equilibrio, diciamo. Esatto, esatto. Adesso ascoltiamo la poesia Terronia di Daniela Ippolito. Daniela? Ci sono. Perdonate, come dire, la lettura non indizione. No, non ti preoccupare, tranquilla. Si chiama Terronia. Si chiama Terronia, quindi è concesso. Sangue di magma scorre, incende il mio corpo e il viso si arrossa il riso, stolto, felice, sguaiato, sgarbato, onnipotente, fiero, assordante. Ci dissero terroni oppressa, padroni e schiavi da redimere, da vanghe e falce e sudore, da mosche negli occhi e in bocca, dalla tetra minorità dei creoli di mezzo, e lì con bandiere svolazzanti, volgari appelli di anime cieche, eroi plasmati nel fango sterile, a implorare identità fallaci, misere. Era il grande gabbo della mestizia organizzata, della maggioranza che spregia sempre i liberi. Ma Terronia se ne fotte. È il germoglio che azzanna la morte in gola, è la resurrezione obbligata dell'araba alata combusta, è il sole che si staglia altero annientando l'oscurità dei pusillanimi. Terronia è la mia grazia sgraziata, il mio canto screziato di ricordi e boccioli. Terronia è l'ostentata vitalità degli angeli, il verde che imbratta il grigio cerebrale. Terronia è l'opulenza di ventre e budella sazie, il conato liberatorio per ricominciare. Terronia è il pianto secco dei neonati, avidi di candore e vita nuova. L'hai letta con passione, ecco, proprio come voleva il testo. La lirica racconta l'identità di un popolo. Qual è quello del Sud Italia o di tutti i popoli del Sud? Ma in realtà è la mia identità, non ho la pretesa di voler raccontare tutto il Sud, però per me Terronia è il vitalismo in purezza, nonostante una narrazione un po' tossica che vuole sempre il Sud come triste, come una terra da redimere, come una terra che ha sempre bisogno di qualcuno che la riscatti da non si è capito cosa. Per me Terronia è proprio la natura che si fa carne, la natura che si fa vita nuova. Ecco perché parlavo del pianto secco dei neonati che cercano il latte ma anche la vita nuova. Non riesco ad avere una visione triste del Sud, non ci riesco. No, è bello così, perché ha comunque sempre si è distaccato, diciamo, il Sud da qualsiasi critica o qualsiasi problematica, ha questa vitalità che hai tu nel sangue, no? Sì, per me se c'è qualcosa di sacro è la gioia, tutto il resto può anche non esistere, perché mi rendo conto di una cosa, che un popolo felice è un popolo in grado di ragionare, invece ci hanno sempre abituati a una sorta di retorica del sacrificio
non si capisce quale bene, ma il bene stesso per celebrare la vita è la vita stessa, secondo me. Vi porto un esempio molto blando che però può rendere bene l'idea. Io ho sempre avuto la convinzione di soffrire di insonnia, perché avevo sempre, come dire, dei risvegli notturni, eccetera. Oddio, più che dei risvegli notturni, dei risvegli all'alba. Crescendo mi sono resa conto che quello era il mio ritmo naturale e che semplicemente ero asincrona rispetto al ritmo sociale o comunque rispetto al ritmo che ci impongono. E lì è stata la vera folgorazione. Molto spesso ci si manca di rispetto per assecondare qualcosa di esterno. Ecco, la mia terronia molto spesso ha agito in questo modo, invece credo che adesso, insomma, si possa vivere in maniera molto libera tutto ciò che di bello e di vitalistico c'è, senza sacrificio. Però è la mia terronia. No, può essere anche condivisa da altri. Adesso ascoltiamo Angela con Cambierà stagione. Angela? Sì, eccomi. Cambierà stagione, cambierà il mio cuore. E cosa ne farò di tutte le parole? Saranno come foglie per l'autunno. E di tutte le lacrime ne faremo come gocce di pioggia per le tenere gemme di primavera. E i momenti brevi e felici, come l'estate radiosa, li rincorreremo sempre nei campi dei ricordi, dorati come spighe al sole, e nei campi dove ancora non abbiamo lasciato impronte. Sempre, almeno fino a quando le nevi e il gelo di un imperturbabile inverno seppelliranno tutto, e sotto la spessa coltre riposerà il debordare frusciante, logorio quotidiano, e nel silenzio di quella pace, come semi, germoglieremo a nuova vita. Questa poesia è all'insegna della speranza. Sì. Quali sono i segni, secondo te, in questi tempi di guerra, i nuovi germogli che porteranno l'umanità a una nuova vita? Allora, come dicevo prima, ci vuole tanta forza di non vedere soltanto il negativo e di continuare. Mi sentite? Sì. Di non vedere soltanto il negativo, perché il mondo è anche pieno di tantissima bellezza, di tantissime persone buone, e io poi comunque da insegnante credo anche molto nel potere appunto della cultura, dell'educazione, della conoscenza. E poi per fede ovviamente le preghiere fanno sempre bene. Allora, Graziella, volevo chiederti, dov'è Graziella? Sono qui. Qual è il filo conduttore? Non la so. Ci sono? Sì. Qual è il filo conduttore delle tue poesie? Sì, come dicevo prima, il filo conduttore è questa capacità di ascolto, ma soprattutto è il concetto di libertà. Veramente viviamo in una società in cui ci sono tanti schemi, tante regole da dover rispettare, e molto spesso si dimentica ciò che veramente siamo per conformarci a ciò che la società ci impone di essere. E questo avviene in maniera automatica, in maniera anche frettolosa. E quindi quando io parlavo di rifugio è che ci sono momenti in cui ti fermi un attimo e ritrovi te stessa, ritrovi quello che sei con assoluta libertà di esserlo. E infatti il vero senso della poesia è questo. La poesia è onesta, è stata sempre definita così, nel senso che la poesia è libera, la poesia non è serva di nessun potere, la poesia non è scomoda, la poesia non è figlia del suo tempo,
la poesia è destinata a durare in eterno, Sì, e quindi tanti poeti non sono stati compresi nell'epoca in cui sono vissuti e ci hanno lasciato invece dei messaggi eterni, e questa è la forza della poesia, che esatto. secondo me appartiene solo alla poesia, perché solo la poesia ha un senso di estrema libertà. Anche quando si scrive un libro, si scrive in prosa, c'è un senso di libertà, ma già lì bisogna rispettare almeno le regole grammaticali, quindi c'è un canone a cui dover rispondere. Invece nella poesia c'è una libertà totale, e secondo me questa è la cosa più bella, e questa io lo vorrei dare anche come risposta ad una domanda che ho letto, che dice: se dovessi difendere la tua poesia davanti a chi dice che la poesia non serve a nulla, cosa diresti? Direi che senza la libertà non abbiamo l'aria, e quindi la poesia è libertà, per cui è la cosa più autentica ed è il bene più prezioso che possiamo avere. Grazie. Il concetto di libertà oggi è qualcosa che diciamo stiamo perdendo quasi ogni secondo. Invece la poesia ci rende ancora liberi. Daniela, dove conosciamo la vera Daniela? Con i testi oppure con la musica? So che tu suoni l'arpa. Sì, sì, per vivere suono l'arpa, quindi in realtà la poesia è sì la mia forma di libertà, ma anche la mia forma di autodisciplina. Perché come dicevo prima, io ho bisogno di fissare, possibilmente non sempre avviene in qualcosa di bello, un flusso di pensieri che a volte devo inseguire per non perdermi. Quindi alla fine questo è per me la poesia, riagganciandomi a quella domanda che mi ha colpito, cosa diresti a qualcuno che ti dicesse che la poesia è inutile, o meglio quello che scrivi tu inutile? Dico io, ben venga, mi deresponsabilizzo e finalmente mi sento libera. Non deve esserci per forza uno scopo nelle proprie azioni, cioè non bisogna sentirsi per forza incompresi se qualcuno non comprende. Voglio dire, ci può essere anche un autocompiacimento di un attimo per qualcosa che si scrive, non si può avere la pretesa di lanciare messaggi universali, non siamo profeti, sibille, siamo semplici esseri umani che si suicidano nella guerra, per dire, quindi io la vivo con molta leggerezza. Ma la tua espressività, diciamo, il tuo io, la tua parte interiore, la trasmetti più con i versi o attraverso la musica? Guarda, è una domanda alla quale non so rispondere, perché dal momento in cui la musica è stata la mia scelta di vita anche professionale, comporta anche una sorta di responsabilità. Quindi mi piace credere che la mia vera libertà sia l'autodisciplina della poesia. Perché la musica è estremamente sacrificante per chi la pratica come professione, ma è un sacrificio anche piacevole, per l'amor di Dio, che so, io mi ricordo che quando gli altri ragazzini uscivano e sabato sera ero rinchiusa a studiare, però non mi pesava, diciamo che col senno di poi è iniziato a pesarmi, quindi sinceramente non so dove posso dare il massimo, io credo sempre di dare il minimo, perché a un certo punto si mette una barriera col resto del mondo, non si ha sempre voglia di comunicare tutto, però anche quello che si comunica è comunque vero, perché in quel momento è vero, poi magari il giorno dopo non vale più niente, e questo diciamo accomuna sia la passione per la scrittura che l'arpa che totalizza la mia vita. Questo è Bellissimo, hai una vitalità che veramente ci vuole in questo momento particolare. E forse perché sono vestita tutta di nero. Anch'io amo il nero. Volevo chiedere a Angela, ho letto nella sua biografia che è insegnante. E molti, per esempio, dicono che
nelle scuole bisogna inserire il teatro, bisogna inserire più poesia, bisogna inserire questi, diciamo, elementi che portano alla ribalta la sensibilità dei ragazzi. Tu cosa ne pensi? Sì, sono d'accordo, cioè sono discipline, attività nobili più che discipline proprio di studio, attività che ben appunto sono in linea con quello che è l'animo umano, insomma, che aiuterebbero molto comunque l'educazione all'affettività. E quindi sì, per me, anche se noi poi facciamo dei progetti, insomma, laboratori, comunque, diciamo, la scuola non è totalmente mancante di questo tipo di lavori. Di lavoro. Sono contenta perché io amo il teatro come amo la poesia. E tu che sei insegnante, penso da tempo, come vedi i ragazzi, cioè proprio il loro modo di porsi di fronte a queste materie, tra virgolette, materie, al contrario per esempio della matematica, facciamo un esempio, o di altre materie. Cioè come si rapportano questi ragazzi con questi momenti, diciamo, di alta sensibilità? Sì, diciamo è tutto l'approccio che si dà a qualunque lezione si propone ai ragazzi, e anzi ti sorprenderò, ti ribalto un po' la domanda. Io da insegnante di matematica diciamo, ho proposto proprio la matematica in maniera, come dire, teatrale. Ecco, bello. Lavoro molto sulle emozioni e colgo l'occasione per dire del mio libro. Io ho pubblicato una narrativa per bambini, un racconto, e oddio, ho chiuso. Mi vedete? Sì? Ho toccato la camera. Ho pubblicato proprio l'anno scorso Sami la nuvoletta, che è un racconto adatto ai bambini della scuola primaria, perché io insegno presso la scuola primaria. E in questo libro c'è molta matematica, ci sono molte poesie, e quindi è diciamo, un insegnamento innovativo che, facendo leva sulle emozioni, fa approcciare i bambini a qualunque contenuto da imparare in una maniera gradevole, positiva, molto accattivante, insomma, e quindi che stimola l'attenzione. Ecco. E quindi favorisce l'apprendimento. L'apprendimento, sì, ovviamente. Vogliamo leggere qualche piccolo messaggio? C'è scritto, vabbè, Donato ci scrive, bellissima, complimenti, bravissime tutte. Qual è il concetto di, per esempio, poesia moderna, come al contrario di una poesia, diciamo, antica, secondo te, Graziella? No, io non sono d'accordo su questo. La poesia è eterna. Poi ci sono degli stili. Allora ci sono gli stili in rima, ci sono gli stili più barocchi, ci sono gli stili più ermetici, però ognuno ha il suo stile, chiaramente. Però il concetto vero di poesia da un punto di vista sostanziale, non formale, per me è eterna, non ha limiti temporali e spaziali, ecco, perché è un concetto molto sublime. Io ho un concetto molto sublime della poesia, e in questo senso il rivestimento, l'aspetto formale, la veste che noi diamo alla poesia non incide sulla sostanza, ecco, è della sostanza che è eterna, secondo me. Bel concetto. Daniela, c'è una parola particolare che usi sempre, ci chiedi qua, c'è una parola nella tua poesia che ti rappresenta più delle altre? Quale e perché? Veronica Guannuzzi ci fa questa domanda. Non ho capito. C'è una parola nella tua poesia che ti rappresenta?
più delle altre. Qual è il perché? Perché tu Allora, metti una sempre parola, che usi. sì, anche se non è presente in queste poesie, perché probabilmente l'ho tolta per mandarle al concorso, la parola che uso di più è raccapricciante. Perché? Perché è una parola estremamente evocativa, estremamente lunga, e poi perché semplicemente mi diverto a pronunciarla, è il mio vezzo. Anche perché raccapricciante è il mondo che ti circonda, o sei tu raccapricciante nei confronti del mondo? Ma credo entrambe le cose. Bella questa particolarità. È una Giacomo parola che stranamente mi mette di buon umore. Perché? Giacomo Tortorella chiede, lo chiediamo ad Angela, se dovessi riassumere la tua poesia in una sola immagine, quale sarebbe? Tu sei matematica, però l'immagine, voglio dire, è bello sapere una matematica che immagine ha della sua poesia. Beh, è domanda molto interessante, apre molti scenari, molti orizzonti. La prima o la seconda poesia? No, la tua poesia in generale. La poesia in generale. A quale immagine? Io amo molto la natura, diciamo qualcosa, una vela tra il mare e il cielo. Quindi l'infinito, l'infinito, senza limiti. L'infinito di Leopardi, sempre, tutta la vita. Sempre. Ritorniamo sempre ai grandi che ci hanno dato tanto. Immortale, eterno e infinito. Siamo agli sgoccioli, abbiamo trascorso un'oretta in serenità, in allegria, e parlando di sentimenti, che è la cosa più importante. Do la parola, saluto tutti, ringrazio tutti e do la parola a Donato, che mancano 5 minuti, se vuole ricordare le date delle scadenze, sia degli appuntamenti da ricordarci, e lo salutiamo anche perché se siamo qui è grazie a Donato, il nostro caro regista, organizzatore di eventi e presidente dell'associazione Officina Mediterranea. Non c'era bisogno di aggiungere tutto, non è che non era necessario. Comunque, grazie. Non bisogna neanche farlo. Tu fai sempre a noi. Diceva, ma magari qualcuno si dimentica, vabbè. Allora, intanto ringrazio le nostre gradite ospiti, e in realtà ci sono tantissime altre domande che sono arrivate, potete rispondere tutti anche alle stesse domande. Ovviamente basta andare sulla nostra pagina, nei commenti, e potete rispondere. No, i concorsi sono attivi e a breve attiveremo anche la tappa di Giulianova in Abruzzo e quella di Napoli. Giulianova sarà dedicata come tema mediterraneo, quindi partecipano tutti i tipi di categorie, insomma, basta che sia come tema mediterraneo. Napoli sarà particolare perché sarà dedicata alla psicologia, al noir, al giallo, al mistero, al thriller, e Napoli si presta proprio, diciamo, come città per il mistero, queste cose qui, quindi sarà una tappa anche molto particolare. E oltre a queste due tappe abbiamo quelle attive di Lago Pesola Amelfi che abbiamo citato prima, quella di Foggia, e poi concluderemo l'anno con l'ultima tappa, come stiamo facendo già da 2 anni, con Matera, che ha il tema libero, il tema Natale, e sarà i 3 giorni della settimana prima di Natale, che adesso non abbiamo ancora guardato l'agenda, e quindi ritornerà. Il 2027 sarà ancora più ricco, quindi probabilmente ce ne saranno 2 tappe in più, ma questo poi lo scopriremo vivendo. Sono vivendo. Andiamo, niente. Sì, per quelle tappe basta che ci contattate tramite le pagine, ogni festival ha una sua mail dedicata, di modo che proprio le selezioniamo, le cataloghiamo, e quindi, anche perché sennò sarebbe una fatica immane, cioè mischiare tutti i tipi di opere per tutti i concorsi, per cui sono abbastanza classificate, ci sono giurie tematiche per ogni concorso,
ci sono c'è soltanto una giuria che è uguale per tutti, che è quella che quest'anno abbiamo fatto la giuria della stampa e web. Quindi ci sono altri giurati nuove e apposta delle persone che seguono i vari concorsi, che le varie dirette tematiche, non solo con noi ma anche con altri canali, e quindi abbiamo fatto questa collaborazione apposta. E poi ci sono tutte le giurie tematiche, poeti per la poesia, docenti o scrittori piuttosto che per i saggi, gli artisti, critici d'arte per le cose d'arte, insomma, tutti giuri di qualità. Quindi, volevo ricordare ai nostri ascoltatori, partecipanti della serata di partecipare qualora avessero voglia. Di partecipare, ma anche di iscriversi a Officina Mediterranea. Chi vuole va nella pagina, trova i modelli per l'iscrizione, e anche adesso ci avviciniamo alla dichiarazione dei redditi e si può anche dare il 2 per 1000, giusto? Sì, il 5 per 1000. Il 5 per 1000, quindi chiedo scusa. Credo se ce l'ho la locandina, perché dovrei avercela, ma credo il 5 per 1000 non costa nulla, l'importante è scrivere il codice fiscale dell'associazione. Va dato comunque, altrimenti resta allo Stato, per cui... come dice, va dato comunque, altrimenti resta allo Stato. Invece a noi serve per portare avanti la cultura, giusto Donato? Sì, perlomeno riusciamo a fare qualche evento in più, qualcosa di più particolare, perché il nostro scopo è quello di creare con gli eventi quello che abbiamo chiamato noi il Festival Bar della Cultura, no? Che va di regione in regione, di tappa in tappa, e quindi è per quello che stiamo cercando ci vuole tempo, ma diciamo noi ce la possiamo fare, perché abbiamo iscritti in 17 regioni d'Italia più qualcuno all'estero, quindi la squadra sta crescendo, è tutta diciamo una squadra di cavalli di razza, perché è piena di docenti, piena di scrittori, poeti, musicisti, tu lo sai benissimo, critici d'arte, geologi, psicologi, abbiamo di tutto, e quindi è per quello che facciamo una marea di format a piccola chicca, che magari voi non guardate, ma io per forza di cose guardo. Stiamo sfiorando le 700 live, che non è poco. No, sono rimasta senza parole, quindi non sono poche. Allora, siamo in conclusione. Vi saluto le nostre poetesse, complimentandomi per aver vinto il festival La Magia del Natale, e a presto, ci vediamo presto, alla prossima. Grazie, arrivederci. a tutti. È stato un piacere. Anche per noi, ciao.